Buongiorno a tutti, un buongiorno ai familiari dei nostri concittadini che fra poco inaugureremo una targa in loro ricordo. Vorrei dire che in questa giornata, bella giornata, è anche una bella giornata dal punto di vista che come amministrazione abbiamo voluto ricordare con orgoglio questi nostri concittadini, i fratelli Benettini e Giorgio. Vorrei tracciare una breve traccia di queste due figure che hanno partecipato negli anni alla nostra comunità. Benettini Silvano, nato a Vezzano Ligure nel 1940, si è distinto fin dagli anni 70 nella sua attività in ambito politico e sociale. Infatti dal 1972 è stato coordinatore e primo promotore dei comitati di quartiere nel nostro comune. Nel 1977 è stato uno dei primi firmatari dell'atto costitutivo della nostra parrocchia vezzanese, un impegno assiduo in politica come segretario del partito dal 78 al 1990 ed è stato anche consigliere comunale e assessore al bilancio, negli anni in cui i ridotti trasferimenti da parte dello Stato e delle risorse economiche ai comuni iniziavano a creare notevoli difficoltà nella redazione dei bilanci, difficoltà che lui è sempre riuscito a superare brillantemente nonostante cominciassero a manifestarsi i primi problemi di salute che ne hanno portato purtroppo alla perdita nel settembre del 2002. Giorgio Benettini invece, nato nel 1948, anche lui con la passione della politica, è stato per un decennio consigliere comunale, è stato consigliere provinciale per 5 anni dal 90 al 95, sempre impegnato nell'attività politica sul territorio, si è contraddistinto anche quando fu nominato nella comunità del parco Montemarcello Magra e negli anni 70 è stato membro di quel comitato che ha dato il via alle ricorrenze del 7 dicembre, sorto in memoria proprio del rastrellamento avvenuto il 7 dicembre del 1944. Un grande appassionato anche sportivo, fin dai primi anni 60, è stato infatti membro del gruppo di calcio vezzanese, ricoprì anche la carica di assessore allo sport. Abbiamo ritenuto questa giornata, questo atto doveroso da parte nostra, sottolineandone l'impegno appassionato, come abbiamo detto prima, in ambito politico e sociale di questi due fratelli, da additare come esempio di responsabilità, grande passione e attaccamento alla propria comunità. Quindi l'espressione con questa deposizione di targa è per rendere tangibile queste figure dei nostri concittadini. La posizione di questa targa commemorativa in questo belvedere, lo definiamo così, soprastante questo nuovo fabbricato destinato a palestra, spazio polivalente per i nostri studenti e la nostra cittadinanza tutta. Va bene, va bene. Parlare in questo momento è un po' complicato per me in realtà, perché ovviamente la parte delle emozioni e dell'emotività ha un po' il sopravvento su tutto, quindi risulta difficile dire qualcosa di particolare. Voglio innanzitutto ringraziare, perché è doveroso e ci teniamo, parlo anche a nome di Roby, di tutta la famiglia, chi nell'amministrazione comunale ha avuto questa iniziativa, ha proposto di intraprendere questo percorso, chi l'amministrazione comunale non solo ha dato seguito, ha dato gambe al progetto, ha fatto in modo che arrivasse fino alla fine, che ha portato un saluto questa mattina, che ha ricordato bene papà e zio, e ovviamente grazie a tutti quelli che sono presenti qua a ricordarli, perché la presenza di tante persone che dopo tanti anni hanno ancora il ricordo consola un po' tutti, insomma, fa vedere che a un certo punto le persone continuano a vivere, come si dice, attraverso il loro ricordo. E se posso dire qualcosa di più è che la memoria è sempre importante, è importante mantenerla, non solamente nel ricordo delle persone, ma nel ricordo anche di altre cose che a volte sono più importanti delle persone, che sono le idee. E quindi per concludere, se posso dire qualcosa che accomuna sia papà che lo zio, semplicemente io li ricordo come due uomini onesti. Tutto qui, grazie. Dire
Anche io felice e contento di poter partecipare a questi eventi così importanti per la comunità, perché come sappiamo anche il sacerdote fa parte di una comunità che progredisce ogni giorno e che vive tanti momenti importanti nella vita. Una delle cose che sottolineo sempre e che mi piace far vedere sempre sono queste figure importanti della nostra vita, che lasciano impronte bellissime e che, come ha detto Giorgio, continuano a vivere perché sappiamo e contiamo su quell'esempio che lasciano nella nostra vita, quelle impronte che lasciano nella nostra vita. Allora sono felice anche io di dare questo spazio e soprattutto questa benedizione. Benedice questa targa che ricorda ai nostri fratelli che hanno lasciato impronte nella nostra vita, e questa piazza che servirà anche a un relax. Per la nostra casa. Diciamo che dietro un po' a questa iniziativa c'è stata la mia idea, l'idea di Emilio, che abbiamo conosciuto direttamente i due fratelli. Certo, con Silvano l'amicizia è stata anche un rapporto più di contatto personale, e devo dire che non nego che ogni tanto, quando faccio il mio giro di assessore dei servizi cimiteriali, passo a dire una preghiera davanti al suo rocolo, perché mi è rimasta l'amicizia forte nei suoi confronti. È un momento che mi piace ricordare. Abbiamo passato dei bei momenti insieme, abbiamo fatto delle cose importanti, lui ha fatto cose importanti per Vezzano che ancora sono sotto gli occhi di tutti. La dimostrazione della gente che c'è qua stamattina è la dimostrazione di un affetto di un intero paese. Grazie. È grande, ma è L'iniziativa è nata perché come amministrazione comunale volevamo dedicare questa struttura sia alle scuole, ma abbiamo detto, ma questo posto così bellissimo, perché si vede tutto il golfo, a chi possiamo dedicarlo? Allora abbiamo ragionato, perché tante persone meriterebbero di essere ricordate nella nostra comunità, però due persone che si distinsero in quei campi lì, sociale, politico, che come dire, avevano proprio una grande passione per queste cose, abbiamo convenuto in sede di giunta comunale che erano le due persone più adatte. Poi come dire, la comunità, ci sono sempre distinti nella comunità, allora le vogliamo ricordare e abbiamo detto facciamo un'iniziativa di questo tipo perché merita e perché comunque ci teniamo a far sì che questi nostri concittadini siano ricordati. Chiunque verrà in questa piazza avrà occasione comunque di leggere questi nomi, e leggere questi nomi è chiaro che poi le persone, come dire, sono stati amici, hanno vissuto insieme, possono continuare a parlarne e a ricordare due figure che sono state per noi un pregio. Grazie tanto. Un ricordo di Silvano, guarda caso è proprio un caso fortuito, è venuto fuori, di dedicare a lui questa piazzetta, perché nei primi anni 70, quando abbiamo formato il primo comitato promotore dei comitati di quartiere, la cosa più importante che abbiamo deciso in quel tempo era la costituzione di una scuola materna a Vezzano, e tuo padre l'avevamo nominato coordinatore in modo tale che si interessasse ad andare in giro in comune, dalla direttrice, dal provvitorato agli studi, per far sì che a Vezzano ci fosse una scuola materna, perché fino a quel momento lì c'erano soltanto 2 asili parrocchiali, no? E quindi lui era stato quello che, il primo, diciamo, no?
a interessarsi della scuola materna. Oggi siamo qua a inaugurare questa piazza a suo nome, guarda caso, casualmente, perché nessuno degli amministratori attuali sapeva di questo particolare, dove la scuola materna ce l'abbiamo a 10 metri. Poi lui voleva farci qua sotto un campetto da calcio almeno da 5, come si dice, o da 7, no? Da 5. In poche parole, per giocare ai bambini. Quello che praticamente ancora oggi tutti i bambini chiedono. Io ho un ricordo di tuo papà, un carissimo amico veramente. Ci siamo conosciuti e devo dire la verità, mi avevano detto nel mio partito, stai attento a quella persona, a quello che porta la valigetta, un certo Benettini Silvano, quando ero entrato la prima volta. Conoscendolo, mi vengono i brividi a dire questo, conoscendolo ho visto una persona veramente importante, un uomo che non si è mai tirato indietro e ha sempre fatto il bene della comunità. E appunto, come ha detto il sindaco prima, nei momenti difficili ha sempre risolto tutti i problemi con delicatezza, senza mai alzare la voce, e stava attento a tutte le cose che gli venivano riportate, in modo per dare sempre una risposta positiva. E di Giorgio? Facciamo credo la cosa di Giorgio ho meno, perché di Giorgio ci incontravamo su questo qua, discussioni sulla politica fino alle 2 della mattina, anche sotto l'acqua, senza mai interromperci. E Giorgio era veramente, forse come politico, era proprio all'interno della politica lui, io lo riconoscevo come un filosofo della politica, a differenza di Silvano, che era molto più, era più per i fatti veri, insomma, no? Ma Giorgio, anche con lui era un'amicizia inferiore a quella di Silvano, perché ci vedevamo poco quando ci incontravamo, ma parlavamo sempre di politica. Pertanto ho un buon ricordo anche di Giorgio, e anche lo ringrazio lui per avermi forse insegnato qualcosa a livello di politica. Grazie. Grazie. Per chi lo conosce, parole ce ne sono poche. Per chi non lo conosce, mi dispiace, perché non ho conosciuto una persona fantastica, meravigliosa, un gran padre di famiglia, un amico, uno zio nel caso mio stupendo, una persona che ha fatto del bene a tutti e non ha fatto mai del male a nessuno. Se si è distinto, un motivo c'è, e lui si è distinto. Ma io lo farei assieme, ricordo, come ha detto prima, mi ha anticipato qua il dottor Mari, nonché Esidio. Condivido totalmente quello che ha detto, perché sono due personaggi che hanno inciso proprio nel tessuto vessanese, sociale, politico, culturale. Si sono dati da fare perché hanno voluto veramente bene al paese, per far sì che Vessano stesse al pari dei tempi e non mancasse nulla, specialmente a Vessano paese. La scuola materna che non c'era, si sono impegnati tutti e due per portarla. Una volta che c'è, dicono tutti, c'è la scuola, ma perché c'è la scuola materna? Perché due personaggi si sono impegnati per far sì che la scuola materna e dare modo ai ragazzi e alle famiglie di avere un'istituzione alla portata di famiglia, per far progredire le famiglie. Okay. Inoltre il ricordo antifascista che hanno avuto su Vessano. Giorgio ha fatto parte del circolo culturale 7 dicembre per fare in modo di non perdere la memoria, cosa importantissima. E un grazie a Silvano, che io sono particolarmente attaccato, una persona squisita, umile e intelligentissima. Dopo, dai. Ecco la luce. Ciao. Va bene, mergo di bastone, Allora, ci vuole, quando ci vuole, è vero? Quando ci va. Dove vai con sta gamba? Amore, ma quant'è? È la figlia della Romina. Ma quant'è? Guarda un po' che ci fa un po' di film. Eccola. Ciao. Ecco la Romy. Ciao Roby. Ciao. Ho fatto.